Verrà assegnato all'ultima partita della serie, domenica alle ore 18 al Palasport Taliercio di Mestre, lo scudetto femminile della pallacanestro italiana. La Famiglia Uber Schio vince anche la seconda gara in casa contro l'Umana Reyer Venezia femminile con il punteggio finale di 67-65. Si prolunga così il derby veneto quasi infinito che ha caratterizzato tutta la stagione sportiva. L'umore sicuramente non è dei migliori, anche se abbiamo fatto un'ottima partita. Anche oggi non siamo partiti con la determinazione con cui è partita Schio, erano decisamente più intense di noi, però siamo stati bravi dopo a recuperare e poi ad avere la possibilità di vincere. Soprattutto a 4 minuti alla fine eravamo sotto di 8 punti e forse nessuno pensava che potessimo ritornare in vantaggio. È stata un'altra partita al Cardio Parma con Schio che è partita subito avanti, ma che la Reyer ha avuto la possibilità di vincere negli ultimi minuti, riuscendo anche a mettere la freccia del sorpasso, ma poi fallendo il colpo del KO a 30 secondi dalla fine. E alla fine Famila ha avuto la meglio. Domenica la prova senza appello. Un'altra partita in casa e vogliamo mettere ogni stilo della nostra energia per realizzare il nostro sogno. Ecco, cosa dirai alle ragazze adesso, domani? Parliamo niente di che perché parliamo di quello che potevamo fare meglio, di quello che abbiamo fatto bene e preparare la prossima partita cercando di fare 3 punti meglio di oggi e che sarebbero sufficienti.